vieni con noi Eva. Questo è un momento... Maestro! Ci penso io, all'orchestra ci penso io. Spugna, tu scazzo qualcosa. Vabbè, Eva purtroppo lui è fatto così, è piccolino, sai, lui da piccolino... Sono un po' possessivo, un po' geloso. Ah, ma a me, e noi più si è innamorato. No. Fa la pazza, tu mi fa la pazza. Non fare la pazza per me. Stavate tutti i baffi, Muore per me. Allora, Eva, a questo punto c'è da presentare l'ospite internazionale che è pronto, è arrivato, e soltanto tu, con la tua bravura, col tuo saper fare, quando si... bella. Eva, mi raccomando, se è tutta lì la camera per te, noi siamo qui a guardare te, arreda a te. Fatta... guarda, siamo Yang e Django, proprio abbiamo le tante cose in comune, sì. Vai Eva, noi ti guardiamo. Signori e Vieni signore. È bella. Vabbè, non te ne andare più in là, stai vicino a noi. Va bene, Eva. Così, Eva, dai presente. State preparando un po' scostumato. È zitto. No, no. parla sempre. Allora, vai. stanno preparando qui strumenti musicali, sì. perché adesso arriveranno loro, internazionale, Certo. nazionale. Certo. Napoletani? Pure? Sì, dal mare che arrivano, sì, dal mare. Che si chiamano Frank Tellina Band. Sì. Frank Tellina Band. Grazie, bravissima. Grazie. Margherella, grazie Eva. Ti accompagni a casa, Eva, ti accompagni a casa. Capillo, mi metto la giacchetta, ma acconcia a basetta per te. E poi ti accompagno fino a sotto palazzo, mamma ti scende che ammazza, mi viene a cercare. Amore inconfondibile, quello che provo per te. Amore inossidabile, ma come faccio a morire? Sei come un aquilone che vola su nel cielo. E volo per me. Come un bavo casella mi fermo, ne guardi e mi metto una rinda. Sto zitto per te. Prendi la nacella, mi guardi in lo specchio. Guarda la basetta che mangia annunciato per te. Amore inconfondibile, quello che provo per te. Amore inossidabile, ma come faccio a morire? Sei come un aquilone che vola su nel cielo. Vola sempre e sulla mente per me. Bravissimi. Grazie. Sì. Grazie di cuore. Io vorrei intervistarlo. Sì. Va bene, no, andare, mamma mia, ma- no, restate un attimo, un attimo, internazionali. Comunque a me non mi sembravano così internazionali. Ma sono andati, mi dispiace, sai, non sei riuscito a intervistare. Vabbè, ma poi voglio dire, intervistare una tellina, non c'è comunicazione, perché una tellina apri, ti devo parlare. No, dai, non è una bella cosa. Eva, ti posso fare una proposta? Perché non